Ladies and gentlemen, siamo pronti per dare il benvenuto all'ultimo artista in scaletta questa sera qui al Salotto da Piazza Vittorio dal Lab. Un applauso per Stefano Turolla. Ciao a tutti. Ciao. Oh Stefano, benvenuto, benvenuto qui al Salotto. Diciamo anche tu una chitarra e la tua voce, diciamo. Chitarra, voce, poi ci sarà l'armonica dopo. Poi ci saranno un po' di sorprese dopo. Sei venuto a presentarci il tuo ultimo lavoro, ho visto che hai pubblicato anche delle cose dalla tua autoradio. Esatto, sì. Cos'era? Prove di mastering quelli? No, un singolo sta passando su una radio. Si può dire il nome della radio? Certo, puoi dirlo, tanto Okay, non siamo gelosi. Figurati. Su Radio Jukebox per 10 giorni passerà il singolo fino all'alba. Purtroppo me ne stanno passando 10 secondi di canzone perché funziona così, mi hanno detto, però è una bella soddisfazione sentirsi in radio e sapere che qualsiasi persona che l'ascolta può ascoltarmi, quindi bello. Bene, bene, sarai anche in radio però stasera perché andrai su Radio Flash e su Radio Città Futura a Roma, quindi insomma anche noi cerchiamo di aggiungere un pezzetto al mosaico dei tuoi contatti. Con che cosa cominciamo stasera? Allora, comincio con il primo brano del nuovo album che si intitola Andare al bar, perché chi mi conosce sa che io faccio il barista, quindi questa giusto. canzone l'ho scritta da dietro il banco. Da dietro il bancone, questo brano di Stefano Turolla. Quando a casa sono un po' alle strette, stanco del mio riflesso nello specchio, mi piace andare al bar, bere Campari, ascoltare discorsi cretini. Mi piace andare al bar, bere Campari, affogare i miei sogni svaniti. Cameriere, un altro giro. Cameriere, un altro giro. Na na na, na 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 na, na na na. Na na na, na 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 na, na na na. Na na na, na na na. Quando a casa sono un po' alle strette, stanco del mio pensiero disconnesso, mi piace andare al bar, bere Campari, stuzzicare i clienti vicini. Mi piace andare al bar, bere Campari, affrontare i miei sogni smarriti. Cameriere, un altro giro. Cameriere, un altro giro. E poi spero di incrociare i tuoi occhi e per caso dare un senso ai miei giorni e andare a casa con te a costruire un futuro e andare insieme al bar, bere Campari e ridere sempre felici. E andare insieme al bar, bere Campari e avverare i miei sogni felici. Cameriere, il conto. Stefano Turolla, finisce con il conto questo brano, diciamo come qualunque situazione quando vai al bar, quindi attenzione che qua siamo sempre a rischio, diciamo, innesco, ma è il bello del live. Infatti vedo che adesso si è messo l'armonica. Ti piace te quando vedi che c'è la chitarra, armonica? Ne approfitto per far vedere l'album
appena ritirato da Officina Sonora qua a Torino. Che si intitola? Attenzione. Aria straordinaria, e questa si intitola Aria straordinaria, quella che suonerò adesso. Ecco, nel disco però i pezzi sono fatti solo voce e chitarra oppure c'è... No, nei miei dischi c'è sempre un arrangiamento, infatti saluto il mio produttore arrangiatore Martino Vergnano di Giaveno, come me, e noi di solito arrangiamo chiamando un bassista, un batterista, poi lui ci fa degli arrangiamenti di tastiere o di chitarre, insomma quello che ci viene sul momento. Però questo album ha la particolarità di avere un arrangiamento bandistico, quindi bandistico. la vera e propria banda di paese. Infatti, non so, magari mi chiameranno a qualche funerale a Giaveno, non lo so, per suonare. Qualche festa anche, qualche festa. Solo che poi muoversi dal vivo con la banda diventa un po' complicato. Quindi... Sì, ma più che altro registrare, no, ammetto che abbiamo registrato tutto noi con dei suoni campionati ovviamente, però un live vorrei proprio farlo, infatti sto contattando la banda per suonare proprio in piazza Giaveno e sarebbe molto bello, sì. Allora, tienici aggiornati e adesso ascoltiamo invece questo brano, diciamo appunto come spesso diciamo qua in bianco e nero, diciamo chitarra e voce. Sì, Aria straordinaria. Aria straordinaria, Stefano Turolla qui al Salotto. Quando mi sento scoraggiato nel meccanismo del mio lavoro, ripenso sempre al tuo sorriso e apro la finestra sul giardino e respiro l'aria straordinaria. Respiro l'aria straordinaria. Quando ti senti un po' sfruttata da questo mondo con i suoi inganni, non far svanire il tuo sorriso mentre passeggi sola per Torino e respiri l'aria straordinaria. Respiri l'aria straordinaria, ossigeno libero dall'inquinamento, ossigeno libero da ogni tormento e spicca il volo con me nell'aria straordinaria. Quando mi sento scoraggiato, ripenso sempre al tuo sorriso e vivo.
Grazie. Stefano Turolla, questa era Aria straordinaria e Vito, direi anche straordinaria è stata la figura di Gino Santercole che questa sera vogliamo ricordare. Esatto, sei infatti, venuto, Gino Santercole l'ho conosciuto dai più come nipote di Celentano, ma in realtà grande musicista. Lui ha iniziato come chitarrista nel gruppo che accompagnava Celentano, i Ribelli, con cui ha inciso una serie di 45 giri, e poi ha debuttato come solista con una cover di un classico americano che era Stella d'Argento, la versione in italiano, sì, che è stata una canzone di gran successo, come anche la successiva che era Questo Pazzo Mondo. questo vecchio Pazzo Mondo, che era una cover che questa di Evo Destruction, ma Gino Santercole è stato anche autore per lo zio. È stato come autore tu per pensavi, Celentano, sì. Certo, Una carezza di un pugno, Straordinariamente e Svalutation sono i tre pezzi più noti, scritti appunto per quel che riguarda la musica da Gino Santercole, adesso che proprio, solo l'ultima cosa, che proprio una ventina di giorni fa aveva pubblicato il nuovo album che si intitolava Io non sono Adriano, con riferimento chiaramente allo zio, e che purtroppo doveva venire qui a Torino a presentarlo a fine giugno, ma ci ha lasciato improvvisamente. Ci ha lasciato prima. Io appunto non so se Stefano tu è un artista che seguivi, che adesso tutto il mondo di Celentano, del clan, però sicuramente Gino Santercole è stato uno dei più rocker, diciamo. Lì Certo, mezzo è anche una figura che ha partecipato anche a diversi film di Celentano, per esempio in Yuppidoo esatto, e in altre, quindi insomma lo ricordiamo con grande affetto. Sì, poi tra l'altro volevo dire che Svalutation l'aveva reincisa proprio di recente con i Fratelli di Storia del gruppo certo, nostro concittadino, per cui infatti io e Bobo purtroppo non poteva venire questa sera perché anzi ci saluta e chiaramente si unisce a questo nostro piccolo ricordo che facciamo. Stefano, scusa se ti abbiamo un po' interrotto, però immagino che, come dire, sia un personaggio della musica italiana che, al di là del fatto che magari uno magari conoscesse tutto meno, però sicuramente è un personaggio importante. Allora noi ci siamo presi questo piccolo break e anzi ti dico, invito anche te, questa domenica qua c'è la festa del Lab, fa 15 anni, c'è un parterre, diciamo, di ospiti dagli Statuto, Paranza del Geco, Robo Lallo, poi ci saranno tante sorprese, quindi sei invitatissimo anche tu a venirci a vedere. Adesso proseguiamo però ad ascoltare quello che invece sono le tue canzoni, il tuo nuovo viaggio, abbiamo un po' con la banda, dicevi prima, no? Quindi sì. Adesso le ascoltiamo quindi solo chitarra e voce, però in realtà tu le hai anche arrangiate con una situazione bandistica. Esatto, sì, la vera banda di paese. E niente, il prossimo brano si intitola Baffi, è dedicato ai miei baffi, quindi Dedicato ai tuoi è un pezzo d'amore un po' ironico, perché io, diciamo, non ho mai portato i baffi da un anno a questa parte, perché ho girato un video e da lì non sono più riuscito a tagliarli, quindi ormai penso me li porterò forse per sempre, non so. Quando si comincia col baffo non si torna più indietro, Vito, non so se tu l'hai già fatto. Va bene, questa Baffi, Stefano Turolla qui al salotto. Oggi come oggi ad avere i baffi ci va personalità. Dici che sanno di vecchiaia, di gente poco seria della malavita. Mi fai tornare ai 70 con Renato Vallanzasca sull'Alfetta con giacca e cravatta, gli occhiali scuri e la sigaretta. Vorrei metterti a 70, vorrei metterti a 70. Mai, mai, mai io mi taglierò i miei baffi per te. Mai, mai, mai io mi taglierò i miei baffi per te. Che preferivi la mia barba incolta, che non mi baci più come una volta, che poi mi lascerai un'altra volta per
colpa dei miei baffi innocenti, compagni fedeli, leali e sinceri, al contrario di te, che vuoi la moda e non me. Taglierò i miei baffi per te. Mai, mai, mai io mi taglierò i miei baffi per te. Oggi come oggi ad avere i baffi ci va personalità. Grazie. Stefano Turolla, questo brano che io e Vito immaginavamo arrangiato anche un po' alla Avevamo già Crosby. armonizzato alla Crosby, Still Nash. Che i baffi se ne intendevano. Sono anche un loro, amante di Neil Young. Vedi che le abbiamo beccate alla fine tra le pieghe, vedi che si vanno a scoprire i riferimenti. Allora, intanto Vito, io volevo ricordare che noi ci vedremo questo giovedì al Meglio di Roba Forte. Esatto, al Meglio di Roba Forte, dove... in cui sarò con gli altri due compagni, con tutti i poveri illusi, e parleremo del nostro album. Del vostro album che ce l'abbiamo qua, guarda, fallo vedere. E che si intitola Poveri illusi e Friend, pieno di tanti ospiti. Eccolo, quindi ci sarete, diciamo, anche con una versione con il coro, ci vedremo. Sì, faremo un pezzo con un coro, il coro Vocalist Chess diretto da Robertina Magnetti, che ben conosci, e che canteranno appunto un pezzo dell'album, Il bambino povero, lo anticipiamo. Il famosissimo Il bambino famosissimo povero. Il bambino povero. Il bambino povero, esatto. Quindi diciamo questo giovedì imperdibile, un altro Birrificio motivo con sommelier. E come dice il dottor Lo Sapio, ingresso gratuito, ma la prenotazione è consigliata. Anche perché sarà un evento veramente particolare. Allora Stefano, immagino che tu quest'estate avrai poi altre date, altre cose. Consigliamo di andare sulla tua pagina Facebook, chiaramente, Sì, per certo. seguire insomma, tutto lo svolgersi e l'avvenire di quello che insomma stai per combinare. E noi con che brano ci saluti qui dalla Piazza Vittorio, che adesso sembriamo quasi, diciamo, tornati in una zona, diciamo, mediterranea, non si è messo a piovere quindi. Ovviamente vi saluto con il singolo Fino all'alba, che in realtà è stato scritto a dicembre, e ho girato un video qua a Torino travestito da Babbo Natale, forse qualcuno mi ha visto. A me piace fare cose un po', sai, buffe, così, storie strane. Questo Babbo Natale viene pestato dai teppisti, poi arriva una ragazza e lo salva. E quindi questo è proprio un brano d'amore, e lo dedico alla mia ragazza Chiara, che è qua presente. Oh, che bella cosa romantica, bravo. Ovviamente bravo. la mia dolce metà. E poi saluto Jack, che è il regista di tutti i miei video, con il quale ho fondato un programma su Facebook, in diretta streaming, tipo questo, certo. che si intitola Kubrick. Abbiamo fatto la prima stagione, insomma, io sono musicista residente, poi invitiamo tante band, tra l'altro sono venuti in Make Pop e tanti altri. Quindi li conoscevi già, sì, c'era già una situazione, capito? Bene. E niente, quindi invito tutti anche a seguire quella pagina lì, Kubrick, oltre alla mia di cantautore. Volentieri. Allora ci salutiamo con questo brano che si intitola appunto Fino all'alba, e vi diamo appuntamento questa domenica, ricordiamo, per la festa del Lab dei 15 anni. E adesso ci ascoltiamo ancora questa canzone, poi vi dico ancora due cose. Fino all'alba, Stefano Turolla. Quando sento freddo, stringimi tra le tue coperte calde e dimmi che non è successo niente, e dimmi che starai con me per sempre, anche se non puoi.
Se sto male tremo, avvolgimi tra le tue curve sinuose e dimmi che non è successo niente, e dimmi che starai con me per sempre, anche se non vuoi, perché la notte porta dentro me ansia e solitudine, ma tutto quanto passa se fino all'alba tu sei qui con me. Quando senti freddo, stringiti al sicuro tra le mie braccia e ti dirò non è successo niente, e ti dirò starò con te per sempre, perché io lo so. Se stai male e tremi, avvolgiti tra le mie carezze calme e ti dirò non è successo niente, e ti dirò starò con te per sempre, perché io lo so. Perché la notte porta dentro te ansia e solitudine, ma tutto quanto passa se fino all'alba io sto qui con te. Ma tutto quanto passa se fino all'alba tu stai qui con me.